Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. La Sicilia sta con Israele, bandiera a Palazzo d'Orleans, in segno di solidarietà con il popolo israeliano colpito dai massicci e brutali attacchi delle milizie di Hamas. La facciata principale di Palazzo d'Orleans, sede della presidenza della regione siciliana, da ieri sera a partire dal tramonto è stata illuminata con la bandiera dello Stato di Israele. La civiltà contro la barbarie e il fanatismo. Apprezziamo e condividiamo la scelta del presidente Schifani, la libertà celebrata da quei giovani che facevano festa e la violenza degli animali che li hanno massacrati. Noi stiamo con Israele. Nuovo traghetto Fincantieri realizzato in Sicilia. Un nuovo traghetto di totale proprietà della regione siciliana e interamente made in Sicily, realizzato nei cantieri di Palermo, svolgerà il servizio di collegamento con Lampedusa e Pantelleria. Il presidente Schifani ha firmato ieri, alla presenza dell'assessore Aricò, il contratto con Fincantieri per un importo a base d'asta di quasi 120 milioni di euro. La Sicilia è la prima regione ad essere totalmente proprietaria di un traghetto. Avrà una capacità di 1000 persone e 200 automobili e avrà anche un motore a gas naturale liquefatto, il combustibile a bassissimo impatto ambientale. Domanda e offerta di lavoro non riescono ad incontrarsi. In Italia ci sono 2 milioni di disoccupati e le imprese cercano 1 milione di addetti, ma domanda e offerta non si incontrano neppure nel Mezzogiorno. L'ufficio studi della CGA ha pubblicato la ricerca per tutte le regioni italiane. In Sicilia nel 2022 la figura professionale più richiesta è quella di conduttore di mezzi pesanti e di camion. Il 44,2% di questa richiesta è difficile da reperire. Le imprese non riescono a trovarne oltre 4.000. Ovviamente la difficoltà a reperire lavoratori è di gran lunga maggiore nelle province del nord, ma a Palermo e a Catania, ad esempio, le imprese trovano comunque difficoltà a trovare oltre un terzo dei lavoratori che ricercano. Lo stracciabollo in Sicilia fino al 31 ottobre. Ancora per tutto il mese di ottobre in Sicilia sarà possibile pagare gli arretrati del bollo auto senza sanzioni né interessi. A ricordarlo il presidente Schifani e l'assessore regionale all'economia Marco Falcone. Lo stracciabollo, ha detto Schifani, ha generato introiti notevoli per le nostre casse, tendendo la mano ai cittadini che volevano e vorranno mettersi in regola. Si paga nelle delegazioni ACI e nelle agenzie pratiche auto autorizzate. Spettacolo di Pupi ricorda Claudio Domino. Un nuovo spettacolo di Pupi che vuole ricordare Claudio Domino, il bambino di 11 anni ucciso innocente in un agguato di mafia nel 1986 per motivi rimasti ancora sconosciuti e senza un colpevole. Lo spettacolo del puparo Angelo Sicilia si è svolto nel 37° anniversario della morte nella scuola che il piccolo frequentava a Palermo alla presenza dei suoi genitori. Sicilia e Sardegna unite per l'insularità. Le associazioni degli enti locali di Sicilia, ASAEL e Sardegna ASEL, hanno organizzato a Cagliari un convegno sull'insularità per l'attuazione del 6° comma dell'articolo 119 della Costituzione. La Repubblica riconosce la peculiarità delle isole e promuove misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità. Ne è nata l'esigenza di un patto fra le due regioni che chiedono investimenti di qualità. Presente per la Sicilia l'ex assessore Gaetano Armao, che fu uno dei principali promotori dell'impegno per l'insularità in Costituzione. Armao ha ricordato che il decreto Sud non prevede nulla sull'insularità ed è su questo che adesso bisogna impegnarsi. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.